territorio veneto è attraversato da 2 corridoi europei di grande rilevanza. Sono il corridoio 1 del Brennero e il corridoio 5 Barcellona-Kiev. Sviluppare ulteriormente traffici strategici da sud a nord e da ovest a est è una via obbligata per l'economia veneta nel contesto europeo. Il Veneto si è già distinto egregiamente con la costruzione del passante di Mestre, quale prima risposta a queste esigenze, riuscendo a realizzare un'autostrada in 4 anni, cosa che in Italia non accadeva da 3 decenni. Il passante è una tappa di una programmazione di opere che la Regione, tramite il competente assessorato alle politiche della mobilità, ha già messo in programma e, in certi casi, sta per avviare i cantieri. È un'opera infrastrutturale che determina rilevanti ed innegabili benefici sull'assetto infrastrutturale macro-territoriale. Ma l'importanza di conseguire la mobilità del territorio sono anche le tratte ferroviarie, come l'alta capacità ferroviaria e la metropolitana regionale di superficie. A questo si debbono aggiungere nel programma di crescita ulteriore la superstrada pedemontana veneta, la Nogara-Mare, la terza corsia sulla Venezia-Trieste, la nuova Romea, la Valdastico. Un pacchetto di opere molto importante. A ciò si accoderanno l'autostrada del mare, il collegamento a nord della A27 e il sistema delle tangenziali da Verona a Padova. Anche il sistema idroviario è sostenuto dalla Regione e così dall'Unione Europea, che ha riconosciuto recentemente al Veneto adeguate risorse, considerata l'utilità di ammodernare le litoranee venete, che sarà in grado di dare impulso al turismo nautico. Una volta realizzato tutto questo, il Veneto diventerà uno straordinario territorio di scorrimento, di efficienza, di modernità e la competizione. Per l'operoso Veneto, che ha già mostrato il suo potenziale attraverso il sapere che ha accumulato, è atteso un decennio ricco di tappe significative che portano ad un progresso generale del suo territorio.